Benvenuti a Perdascius, nel Sulcis, è una terra ricca di tradizioni, dove il legame con il mondo agropastorale è ancora forte e le eccellenze locali si tramandano da generazioni. Nella campagna di Tirongias, Linda e Sandro Trullu hanno avviato circa 30 anni fa un'azienda agricola basata su un allevamento autentico e rispettoso, con animali allo stato brado, noto anche come allevamento plein air, cioè all'aria aperta. Tra questi, un'attenzione particolare è dedicata al suino sardo, razza autoctona ereditata dai loro antenati. Linda, a bordo del suo fuoristrada, ci accompagna nella tenuta. Stiamo andando nel secondo recinto che abbiamo realizzato in plein air di circa 30 ettari. Questo recinto è sul Monte Narcao, praticamente è quasi tutto macchia mediterranea. Lì abbiamo messo i maiali di razza sarda che sono liberi dal pascolo e niente, noi praticamente abbiamo preso in affitto qualche anno fa questi terreni. Per circa 50 anni questi terreni sono rimasti in abbandono. Ci siamo resi conto della potenziale che avevano questi terreni, perché nonostante fossero abbandonati comunque erano ricchi di tante essenze che potevano essere l'alimentazione per gli animali, che essendo animali rustici, autoctoni, si adattavano bene a vivere quel tipo di alimentazione, quel tipo di pascolo. Quindi abbiamo fatto la recinzione così come previsto dalla normativa sanitaria e abbiamo portato lì gli animali e stanno, direi, abbastanza bene. Adesso li vedrai come sono felici al pascolo. Da su dolore, sao che sanadora dell'amore. Troviamo a Perdascius in località Biraccionis, a piedi del Monte di Narcao. Qui c'è l'allevamento mio e di Sandro, dove alleviamo in una zona di pascolo di macchia mediterranea di circa 30 ettari i maiali di razza sarda, che sono autoctoni e sono proprio una linea di sangue del nostro paese. Qui gli animali cerchiamo di tenerli nel modo più vicino a quello che può essere la vita degli animali. Infatti li vedete come sono sereni, qui anche guardate come sono tranquilli. Loro si cibano soprattutto di quelle che sono le essenze che si trovano naturalmente in natura, quindi qui abbiamo dei boschi di querce, cisto, poi abbiamo olivastro, tante bacche, filidea, tante bacche che naturalmente si trovano, vedete che ce n'è dappertutto con i catti. Abbiamo la possibilità anche di avere una beverata che è naturale, perché ci sono comunque delle sorgenti naturali nelle quali loro si abbeverano. Quindi noi ogni giorno ci prendiamo cura di loro integrando l'alimentazione che trovano in natura con delle cose che per parte produciamo in azienda e parte acquistiamo, che sono comunque molto naturali. Questo lo facciamo per far sì che gli animali si avvicinino ogni giorno a noi e quindi con questo riusciamo a prenderci cura di loro. Se qualcuno di loro ha qualche problema anche fisiologico oppure anche traumatico, perché in campagna così liberi può capitare che qualcuno abbia qualche problema, noi così riusciamo a controllarli giornalmente. Come vedete arrivano degli animali dal pascolo. Probabilmente loro arrivano da quella collinetta lassù, perché in questo appezzamento di terreno ci sono tante strade che portano in tutte le parti dell'azienda, della recinzione, dove loro camminano e trovano le zone di pascolo nuove. Sao che su erano, che cantico su alve so spuzzone.